Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al Meteo. La festa della Liberazione sarà contraddistinta da un tempo ancora lievemente instabile su parte delle nostre regioni, ma vediamo dove saranno più probabili le piogge. Sul Veneto sarà più asciutto e anche soleggiato al mattino. Col passare delle ore però non si esclude qualche piovasco, dapprima solo sul Veronese, poi via via anche altrove. Meno probabile tuttavia sui settori costieri. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime comprese invece tra 17 e 22 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà per lo più soleggiato, salvo per una maggiore nuvolosità sul Pordenonese e sull'Udinese, dove sarà possibile anche qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, massime oscillanti tra 18 e 21 gradi. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige con tanto sole sui settori settentrionali, mentre su quelli meridionali avremo qualche precipitazione, ma in genere di debole intensità. Temperature minime sui 10 gradi, massime tra 21 e 22 gradi circa. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.